Ci sono un paio di milioni che vagano senza riuscire a collocarsi. Prima servivano per il casello di Chiusaforte, poi per il parcheggio sotto il Canin, ora per una nuova pista a Sella Nevea, duro il WWF. Scende a valanga il no del WWF del Friuli Venezia Giulia sul progetto di una nuova pista di sci a Sella Nevea. Secondo l'associazione ambientalista il finanziamento della Regione di 2 milioni di euro per realizzare l'infrastruttura è passato sotto silenzio perché è inserito in una legge del 2013 che raccoglie interventi di vario genere. I 2 milioni di euro sono gli stessi stanziati per opere mai realizzate perché ritenute troppo onerose o non fattibili dal punto di vista tecnico-ambientale, come il casello autostradale di Chiusaforte, il posteggio sotto il Canin e la seggiovia del Poviz. La Regione insiste nel finanziare opere a perdere senza aprire una profonda riflessione sul destino del comparto sciistico al quale si continua a voler tenere legato il futuro della montagna. Lo sostiene il WWF del Friuli Venezia Giulia che da oltre 10 anni sta osteggiando investimenti d'ampliamento devastanti per il territorio, economicamente inutili e onerosi. Basti pensare all'erogazione di quasi 2 milioni di euro per una nuova pista a Sella Nevea, pista di Palacellar, provvedimento passato sotto silenzio perché inserito nella legge di manutenzione, la 24 del 2013, che raccoglie interventi di tutti i tipi. Pochissimi sono stati gli interventi, in particolare su questo investimento, perché originariamente non era inserito nel piano industriale di Promotour. Il vicepresidente del WWF del Friuli Venezia Giulia, Guido Pesante, afferma: il finanziamento di questa pista è spuntato come una partita di giro, si tratta di denaro destinato in un primo momento al casello autostradale di Chiusaforte, ritenuto troppo oneroso, poi al posteggio sotto il Canin, irrealizzabile dal punto di vista paesaggistico, successivamente alla seggiovia del Poviz che tecnicamente non si poteva attuare. L'associazione in questi anni, continua Pesante, si è sempre espressa per il mantenimento del patrimonio costruito negli anni precedenti, ma non di incrementarlo. Abbiamo visto nel tempo, continua Pesante, che investimenti negli impianti sciistici non hanno ritorno e creano buchi di bilancio. La nostra idea è suffragata da uno studio accurato dell'Università di Udine. Questi investimenti, come era stato previsto, di fatto non hanno avuto ritorni a compensazione dell'investimento stesso. In aggiunta, la stagione sciistica di Promotour di quest'anno si è chiusa con il 15% in meno di sciatori, in particolare a Sella Nevea con oltre il meno 30%. Per 10 anni ci siamo rivolti a tutte le giunte regionali che si sono succedute insieme ad altre associazioni come Lega Ambiente e CAI, chiedendo di ripensare a questo genere di investimenti. Pensavamo che la giunta Serracchiani li bloccasse, ma così non è stato. Per quanto riguarda Sella Nevea sono stati eseguiti interventi per piste che sono abbandonate. La seggiovia, ad esempio, costo di 17 milioni di euro, non ha comportato il miracolo che tutti si attendevano con il rilancio della località turistica che è piccolissima, con pericolo costante di valanghe. In questi anni abbiamo sempre contestato tutti gli investimenti per ampliamento, ma questo è fra i più insensati. Contestiamo pure gli interventi sullo Zoncolan, ma almeno qui sono meno dissennati che altrove. Il WWF è preoccupato a Sella Nevea anche dal punto di vista ambientale per un ulteriore sfregio in un'area già gravemente compromessa che è sottoposta a tutela.